Buongiorno, bentornati con A Voi la Linea, presentazione della 27ª edizione di Friuli Doc, oggi a Udine per la kermesse enogastronomica che si terrà dal 9 al 12 settembre. Ci colleghiamo subito con Isabella Gregoratto che sta seguendo per noi la conferenza stampa dal capoluogo friulano. Presente alla presentazione appunto di Friuli Doc anche l'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini, che ha parlato di un dato estremamente significativo per quanto riguarda la città di Udine, ovvero si segnala al momento un record di presenza di turisti. I numeri ancora precisi non si sanno, però si può già ipotizzare. No, le tendenze, i numeri precisi ancora non li abbiamo perché stiamo ancora misurando la stagione estiva che per grazia di Dio verosimilmente si allungherà fino alla fine di settembre. Quello che io posso dirvi sono le tendenze, i numeri parziali che mi sono arrivati sulla scrivania che confermano quanto la città di Udine è ritornata ad essere una città in grado di attrarre turisti, soprattutto turisti stranieri, record per quanto riguarda le presenze di austriaci in primis, ma anche i turisti italiani sono aumentati. Per gli italiani rispetto al 2019, perché fare i paragoni col 2020 risulterebbe semplice e facile, più 75%, però sapete bene, insomma, il 2020 era un po' condizionato dalla pandemia. Quello che a me fa piacere vedere è che comunque i numeri che caratterizzano le presenze sono superiori al 2019, che era un anno cosiddetto normale come presenza. Quindi numeri importanti, non frutto del caso, ma frutto della capacità che questa amministrazione comunale ha nel offrire un palinsesto di eventi importanti che spaziano a 360 gradi, cultura, enogastronomia, sport, ma anche nella capacità che hanno avuto e che stanno avendo nel rendere attraente la stessa con delle opere, con dei rifacimenti, con dei restyling assolutamente importanti. La Regione ha stanziato per il Comune di Udine 10 milioni di euro per la realizzazione di opere in generale. Sì, mi permetto di fare una battuta, la città di Udine era da diversi anni che non vedeva stanziate cifre così importanti, la Giunta Federica lo ha fatto, il rapporto che c'è tra l'amministrazione regionale e il Comune di Udine è molto importante, 10 milioni di euro che verranno dedicati a viabilità, che verranno dedicati ad edifici, insomma che verranno utilizzati per rendere Udine, la città di Udine, ancora più attraente. Un'ultima battuta per quanto riguarda Friuli Doc, come si inserisce nel contesto delle altre manifestazioni importanti della nostra regione? Il sindaco Fontanini ha detto non c'è solo la Barcolana ma c'è anche Friuli Doc. Ha ragione, insomma, Friuli Doc rappresenta uno dei pochi, ma non è che ne abbiamo tantissimi, grandi eventi veri della nostra regione, quindi tu hai Friuli Doc, hai la Barcolana, hai Pordenone Legge e hai Gusti di Frontiera, sono quegli eventi in grado di attrarre davvero tantissimi visitatori provenienti non solo dalla nostra regione ma dalle regioni contermini e anche da oltre confine, quindi grande evento vero. Ringraziamo l'assessore Sergio Emidio Bini che sappiamo fretta, deve scappare, lo ringraziamo e restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregoratto, cercheremo di ricollegarci con Udine più tardi. E continuiamo a parlare di eventi, torna dal 3 al 12 settembre la Scena delle Donne, il Festival internazionale di teatro al femminile organizzato dalla Compagnia di Arti e Mestieri di Pordenone che coinvolgerà oltre al capoluogo del Friuli Occidentale anche San Giorgio della Richinvelda, Prata, Cordovado e Porcia, spazio anche al concorso per artiste under 35. Ritorna al Festival La Scena delle Donne dal 3 al 12 settembre, organizzato dalla Compagnia Arti e Mestieri di Pordenone. Siamo in compagnia della Presidente Bruna Braidotti che ci racconta un po' quello che sarà il programma di questa edizione. Sì, sarà un programma molto nutrito. Perché parte stasera il 3 settembre un nuovo spettacolo della Compagnia di Arti e Mestieri che è su Dante Alighieri, l'Estanza dell'Anima,
con Arianna Donizio. È un omaggio al sommo poeta in occasione della ricorrenza su Dante Alighieri quest'anno. E poi incomincia da domenica la vetrina delle giovani proposte. Ci sono degli spettacoli che hanno vinto le edizioni passate del concorso La Giovane Scena delle Donne, e domenica a Torre di Pordenone ci sarà la sera lo spettacolo di Chiara Becchimanzi, Principesse Sfumature. È uno spettacolo di stand-up comedy molto, molto divertente sugli stereotipi di genere. E poi continueremo anche lunedì e martedì con altri 2 spettacoli, sempre di giovani proposte, in posti differenti. Lunedì saremo al Convento di San Francesco e martedì all'Auditorium Concordia. Dopodiché incominceremo il concorso, è la terza edizione del concorso La Giovane Scena delle Donne, che viene realizzato in diversi comuni della provincia, con Perno Pordenone, ma saremo anche a San Giorgio della Richenfelda, a Cordovado e a Prata, con proposte molto interessanti di giovani compagnie che abbiamo selezionato su 70 proposte che hanno partecipato al nostro concorso, e sono spettacoli di vario genere, sempre sul tema del femminile, perché la scena delle donne appunto vuole mettere in scena la creatività delle donne. Inizieremo giovedì al Teatro Capitol di Pordenone, con una mia conferenza sul teatro Le Donne, quindi in cui dimostro che le donne hanno sempre fatto teatro, anche se purtroppo non sempre è stata visibile il loro impegno in teatro, sia come drammaturghe che come registe. E poi dopo seguiranno spettacolo di teatro danza. Ci sposteremo poi a Prata per uno spettacolo che viene da una compagnia di Roma che si chiama Oblio, sempre sulle tematiche del femminile. In questo caso sarà sul come viene rappresentato il femminile nei media. E dopodiché continueremo il giorno successivo e saremo questa volta a Cordovado e poi dopo a Pordenone, sempre al Capitol, con altre 2 proposte molto interessanti, e finiremo questa kermesse di spettacoli sabato con l'ultimo spettacolo, si chiama Annie, che racconta la storia di una donna che ha fatto il giro del mondo in bicicletta nel secolo scorso all'Auditorium Concordia. La cosa interessante poi di tutta questa manifestazione è che avrà poi anche un stage, un workshop che si svolgerà il 10 e l'11 su come mettere in scena il femminicidio, cioè uno stage di drammaturgia e di regia a partire da 2 testi che hanno partecipato sia al nostro concorso che al concorso della scrittura della differenza su questo tema. Le iscrizioni sono ancora aperte a questo stage che si tiene a Palazzo Gregoris. Finiremo poi domenica 12 con l'incontro nazionale delle operatrici delle arti performative, a cui partecipano organizzatrici, artiste, registe, drammaturghe da tutta Italia, anche a livello internazionale, all'ex convento San Francesco a Pordenone, e gran finale, lo spettacolo di Lella Costa, che sempre su Dante, Intelletto d'amore, che si terrà all'Auditorium Concordia domenica 12 alle 21. Andiamo adesso nell'Isontino, vernice del 35esimo trofeo Nereo Rocco, ieri a Gradisca di Sonsol. Mundialito per club, torna dopo un anno di stop con 8 squadre al via, assegnati in teatro ai premi allo sport, tra gli altri anche al giornalista Sky Francesco Cosati, partito a livello televisivo proprio da Telefriuli. Patron del trofeo Rocco, buon anno. Allora si riparte, questa è già una buona notizia, con tanti piccoli problemi, piccoli grandi problemi che ci sono stati, ma l'importante era ripartire e esserci di nuovo. L'importante era ripartire e far capire che noi come società volevamo portare avanti questo torneo. Ci dispiace di questa concomitanza con quell'altro torneo che non ci aveva dato la possibilità di farlo assieme, e questo mi ha dato molto fastidio, ma non importa. I protocolli da mantenere sono importanti, però cercheremo di rispettarli il più possibile. Quanto è stato difficile organizzarlo appunto in queste condizioni? Ma abbastanza difficile, soprattutto perché tante squadre volevano venire dall'estero, soprattutto dall'America, dall'Olanda, dalla Germania, e con questa storia del Green Pass, che magari devono andare 15 giorni quarantena, chi se la sentiva di farli venire qua. Ecco. Il prossimo anno cercheremo di fare meglio, vedremo di aumentare le squadre e dopo fare anche un torneo femminile under 21, almeno con le 4 squadre più importanti italiane. Ce l'ha chiesto la Juventus, la Fiorentina, il Milan, vediamo.
Uno dei premi allo sport di questa sera va a Francesco Cosatti, un volto che con piacere rivediamo su Telefriuli. Sicuramente il modo migliore per chiudere questa estate, che è stata un'estate impegnativa professionalmente, perché c'è stato un bel lavoro sull'Europeo che è stato anche molto fortunato, quindi è ancora più bello averlo potuto raccontare, averlo vissuto. Poi c'è stato il mercato, soprattutto poi per me il lavoro con la Juve. Nella piccola grande storia del calcio resterà l'ultimo gol non gol di Cristiano Ronaldo nella sua esperienza italiana a Udine. Da quello che abbiamo visto nelle prime 2 giornate, l'Udinese c'è come squadra e siamo partiti un po' dalla conferma di Gotti, no? La sensazione è che i giocatori sappiano quello che devono fare e come devono farlo. È arrivato poi anche qualcosa al mercato, c'è questo Beto su cui c'è grossa curiosità, anche se strutturalmente sappiamo cosa deve aspettarci un attaccante, un giocatore molto forte fisicamente, molto possente, e quindi insomma ha una squadra che sa già, mi sembra, quello che deve fare, con dei giocatori che hanno margini di crescita, penso anche a Molina che ha fatto già bene ma può fare anche oltre, c'è Pereira che è una certezza, si è aggiunto insomma questo giocatore, questo Beto. Quindi al fantacalcio uno dell'Udinese lo prenderesti? Sì, l'abbiamo già preso perché come sai abbiamo anticipato e fatto l'asta del fantacalcio proprio in questi giorni. Si può sapere? Ma ho preso Silvestri e Padelli. Secondo me l'anno scorso, magari tolte i top, ovviamente le difese più importanti, le squadre top che devono ambire allo scudetto e quindi quasi per obbligo non possono subire, aveva fatto molto bene con tanti cliché di Musso, con tante partite in cui aveva finito con zero gol subiti. Chiudo su stasera, un premio in Friuli e un saluto a Telefriuli. Sono bei pensieri perché Telefriuli fa parte di un mio percorso che porto nel cuore con tanti professionisti, qualcuno ce l'ho anche proprio davanti a me in questo momento, tanti ricordi belli, una fase diversa del percorso all'inizio, non proprio all'inizio perché comunque c'era già stato qualcosa attraverso il giornale scolastico, attraverso il Gazzettino, attraverso il Messaggero Veneto, ma sicuramente la prima esperienza televisiva, quindi insomma certe basi, le basi sono quelle, quando si costruiscono basi solide poi si può insomma continuare a lavorare bene, insomma il percorso ha detto questo ma il percorso poi continua sempre, bisogna sempre guardare avanti, non dietro. E qualche istante di pubblicità e torniamo subito con voi. Rieccoci con a voi la linea diretta approfondimenti dal nostro territorio. Diamo subito la linea a Isabella Gregorato che sta seguendo per noi la conferenza stampa di presentazione a Udine di Friuli Doc. A te la linea Isabella. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo qui sotto la loggia del Lionello dove si è appena conclusa la presentazione della 27esima edizione di Friuli Doc. Accanto a me il sindaco di Udine Pietro Fontanini e poi con noi c'è anche un rappresentante del mondo universitario, dell'Università di Udine, il professor Mauro Pascolini. Perché? Perché c'è un forte legame tra il territorio e l'università. L'Università dal Friuli. Cominciamo con il sindaco, quindi sotto quali auspici si presenta quest'anno Friuli Doc, tante le novità. Io partirei anche dal punto di vista del box vaccinale, perché è proprio qui alle nostre spalle. Sì, in Sala Iace è un luogo in cui si potrà fare la vaccinazione. E grazie all'azienda sanitaria, grazie al vicepresidente della regione Riccardi, diamo questa possibilità a chi vuole vaccinarsi senza prenotazione. Ci sarà un medico con tutta la sua struttura, con i vaccini per immunizzarsi in pratica, perché questa è un'altra cosa importante che anche quest'anno dobbiamo seguire. In questo caso avere il Green Pass, mantenere le distanze, i pasti si consumano seduti, non si può stare in piedi, in pratica sono le cose che già l'anno scorso abbiamo sperimentato che hanno dato buoni risultati, perché l'anno scorso non abbiamo avuto nessun caso di infetto, di persona che si sia infettata frequentando Friuli Doc. Ecco, quest'anno sarà occasione per ritornare a vedere accanto alla vetrina sui prodotti friulani, prodotti enogastronomici e dell'artigianato, anche dalla vicina Austria, quindi ritornano gli austriaci, saranno in via Aquileia. Ma quest'anno si festeggeranno anche i 798 anni della città, quindi tutto un insieme di avvenimenti, di eventi. Udine si presenta sempre come capitale del Friuli perché gli spazi, la storia e il richiamo di tante realtà che convergono qui nella nostra città sono un elemento forte per qualificare i nostri prodotti e dico anche la nostra identità, perché dietro a questi prodotti, dietro a queste metodologie anche del consumare, del stare assieme,
è un po' la nostra cultura, il nostro modo di vivere da friulani nella città di Udine. Ecco, un'occasione anche per la Fiesta dei Patrie dal Friuli, abbiamo detto tutto un insieme di eventi. Parliamo con il sindaco, facciamo dire una battuta anche all'assessore Maurizio Franco. Beh, sì, abbiamo detto anche in questa occasione la Fiesta dei Patrie del Friuli. sì, quest'anno diciamo in questa veste rinnovata Friuli Doc ha dei graditi ritorni, come dicevo le proloco in Castello a Udine, piuttosto che gli amici della Stiria, dell'Austria in fondo via Aquileia, ma poi anche torniamo alle nostre radici, alla nostra identità e quindi il compleanno della città, i 798 anni della città di Udine e poi la grande Fiesta dei Patrie del Friuli che quest'anno sarà in città di Udine e quindi questo è un motivo di orgoglio per unire la promozione delle eccellenze enogastronomiche, agroalimentari ed artigianali con quello che è la nostra storia e la nostra identità. Grazie anche all'Università di Udine che è preziosissima in questa collaborazione. Ecco, e proprio con il professor Mauro Pascolini, lei ha evidenziato in più momenti la presenza appunto dell'Ateneo friulano voluto dai friulani e quindi l'Ateneo è sul territorio per valorizzarlo. Sì, questa è una delle finalità, delle missioni con cui l'università è nata e che negli ultimi anni, anche grazie ad un rapporto molto più stretto con la città e con il Friuli nel suo insieme, sta sviluppando sia nella didattica con corsi di laurea specifici riguardo poi Friuli Doc, vorrei ricordare il corso di laurea in Scienze e Culture del Cibo, ma quello del turismo in generale, agraria e così via, e poi con l'esperienza di Cantiere Friuli, quella che è la collaborazione generale su temi di sviluppo, su un'idea poi di Udine città universitaria, in cui Udine e l'università hanno insieme questo obiettivo, perché essere città universitaria non vuol dire ospitare solo delle sedi, ma vuol dire avere un'integrazione di obiettivi, di finalità, in maniera di far vivere complessivamente agli studenti e ai docenti la conoscenza di questo splendido territorio. In sostanza vivere a 360 gradi il territorio, oltre alla didattica. Esatto, questo credo che sia una delle caratteristiche che fa dell'Università del Friuli una università speciale all'interno del panorama delle università italiane, ed essere presenti non è un obbligo, è un piacere, una finalità con cui condividere queste idee e far crescere la città e il territorio. Bene, ringraziamo anche il professor Mauro Pascolini che oggi è qui in rappresentanza del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine. Ringrazio il sindaco di Udine Pietro Fontanini e l'assessore comunale Maurizio Franz. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Isabella Gregorato, andiamo ad Aquileia dove è stato presentato il Festival Vini Gusti in Musica, una rassegna di musica classica nelle cantine vitivinicole della regione. La stagione turistica regionale si allunga col nuovo format ideato dalle città del vino del Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa è stata presentata ieri sera ad Aquileia, illustrando il ricco calendario di eventi che unisce il teatro alla musica. Il calendario partirà domani con gli incontri teatrali alle 20:30 presso Casarsa della Delizia. Ricca anche l'offerta musicale, al via mercoledì a Duino Ruisina, per poi proseguire il 9, 11 e 16 settembre. La Kermesse gode del sostegno della Regione e di Banca Terra. Questa iniziativa di Città del Vino, dopo l'esperienza positiva di Calici di Stelle, che ha visto veramente un interesse notevole su questa iniziativa, prolunga la propria attività a settembre con un'iniziativa nuova, edizione la chiamiamo zero, con 8 appuntamenti dal 3 settembre al 25 settembre, 4 appuntamenti di musica e 4 appuntamenti invece di teatro, che c'è una volontà da parte del turista, in particolare del turista, di esperienze nuove, fatte in particolare all'aperto. Aquileia è la naturale capitale culturale della nostra regione e anche dal punto di vista enoico si difende con la sua grande produzione vitivinicola e con la presenza di cantine che si ispirano alla nostra grande eredità culturale. Dopo Calici di Stelle
un'altra voglia di stare in piazza, di portare la gente in piazza, di far vedere i nostri territori, di far conoscere la nostra incredibile cultura, soprattutto in luoghi particolarissimi come le nostre cantine, dove si possono riscoprire appunto quei sapori antichi, però avvolti da un territorio magnifico e un lusso che è quello della bassa densità, che è una cosa che caratterizza anche questa grande ripartenza. Turisticamente parlando quest'estate è stato un successo, perché qui lei ha avuto dei numeri incredibili. Movimento dell'enoturismo che riparte anche grazie a questi due nuovi eventi, la Regione ha puntato molto su questo settore. Ma evidentemente sono delle iniziative validissime che ci aggiungono Calici di Stelle, 4 giornate di teatro, 4 giornate di musica, vanno ad aggiungersi a dei percorsi enogastronomici di un turismo slow e la Regione è molto attenta a queste iniziative e ben fa a finanziarle. Complimenti per le iniziative, il grande impegno che il Comitato della Città dei Vini sta ponendo in essere e sono sicuro che sono delle iniziative che avranno senz'altro successo. Occasione importante perché Banca Terre in questo momento non può non manifestare la propria anima proprio di vicinanza alle comunità, al territorio e la propria anima cooperativa e mutualistica. Così è con il rapporto con la città del vino per quanto riguarda sia Calici di Stelle e anche queste due ulteriori nuove manifestazioni. E questa notte non torno è il titolo del romanzo presentato ieri sera da Antonella Sbuelza a Lignano per incontri con l'autore e con il vino promossi dall'associazione Lignano nel terzo millennio. Entrambi in fuga che si incontreranno durante una notte piena di imprevisti, ricca di colpi di scena con un ritmo incalzante in una Udine inedita, piuttosto notturna e che pur provenendo da mondi apparentemente diversissimi e lontani fra loro scopriranno in realtà di avere in comune molto più di quello che avrebbero mai pensato. E quindi è una storia di una fuga, o meglio 2 fughe incrociate, un incontro particolare che poi cambierà la vita di questi 2 ragazzi, relativizzando il loro dolore. Per Mattia è uno degli adolescenti che probabilmente tutti noi abbiamo di fronte ogni giorno, come genitori, come nonni, come zio, come insegnanti, e sta vivendo una crisi familiare che lo riempie di rabbia e che lo porterà a fuggire, mentre purtroppo per Aziz la fuga rappresenta il punto appunto di allontanamento dalla drammatica realtà afghana che non avrei mai immaginato sarebbe diventata di nuovo così urgente e così devastante come sappiamo tutti è capitato appunto in questi ultimi giorni. Quindi la sua è la fuga da un mondo che è in rovina, da una guerra, dall'orrore, da una sofferenza, e Aziz porta con sé anche un segreto in qualche modo che l'ha segnato, perché ha un suo giorno zero alle spalle da cui sta tentando appunto di allontanarsi e di fuggire. E finisce qui a voi la linea, grazie per l'ascolto, un buon pomeriggio.